No, posso approfittare di Giampiero Penati, buongiorno. Siamo qui nell'omonimo ristorante che è il nome del nonno, perché sta arrivando il nipote, che è Teo Penati, se si vuole accomodare così facciamo una prova. Abbiamo uno splendido giardino che mi diceva se si può avvicinare un attimo. Che è stato progettato da mio padre, Mm. che è stato progettato da mio papà e poi Pierino proprio- Penati. Pierino Penati. Ecco. Pietro Paolo. Il mio per papà, Pietro esattezza. Paolo. Ecco. Pietro Paolo. Io però sono Pier Giuseppe, insomma, un pezzettino ce l'ho dentro anch'io. E forse più mio figlio che si chiama Teo, che magari può essere, però è lui che continua adesso. Che sta arrivando. Che sta Ci arrivando. raggiunge. Che Noi naturalmente potremmo frescamente farli- diversa di abitudini, di conoscenze. La cucina e tutto il resto deve adeguarsi ai momenti della nostra vita, della nostra società. Quindi lei è il passato ma anche il presente e abbiamo Teo Penati che si mette in mostra, lo facciamo accomodare qua così lo Prego, vediamo. vediamo. Ecco qua, lascia il posto. Lascio il posto, ma è Ecco, anche simbolico là. Ecco, quindi Grazie. bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quindi siamo come si può leggere qua con Teo Penati, erede quindi di questo ristorante stellato da... Da 1940. Ah, Perciò mio nonno Pietro Paolo Penati, detto poi Pierino, da oste di una casa di nobili che abitavano a Viganò, ha deciso di aprire l'osteria in Brianza. quindi 1940, 60 più 17 siamo a 70, quindi da sempre. Cioè praticamente da sempre no. è uscita la guida e praticamente non sono tanti ristoranti, penso ci sia la clinica gastronomica, ma forse il ristorante aperto nel 1940, poi quando è uscita la guida siete chiaramente stati stellati, qualcuno chiaramente erano i tempi delle prime guide della Michelin, questo lo diciamo perché possiamo chiaramente farlo, siamo in un ristorante storico, inizialmente c'erano solo quelli con una stella Michelin, ancora doveva arrivare Gualtiero Marchesi con le 3 stelle a Milano, ecco, Certo. e poi chiaramente è arrivato. Bene, quindi diciamo la tradizione va avanti, io tra l'altro sono qui, sono arrivato da Bergamo perché non sapevo della vicinanza Bergamo con Viganò. Viganò Brianza, Ecco, sì. in realtà sono forse l'unico, ecco, che ha fatto questo passaggio, perché effettivamente proprio poco distante qui c'è una località anche che produce vino, ha prodotto vino in passato, che è Castel... Qui a Perego c'è la Valle del Curone che producono vino, Sì. ok, piccole produzioni ma di media buona qualità. Sì. E perciò per noi è orgoglio perché non è mai stata un terreno, una zona votata al vino, perciò se parliamo della vicina Franciacorta o dei toscani, dei piemontesi, dei veneti, voglio dire, davanti a questi mostri sacri è anche Certo, difficile. certo. Però avendo una gastronomia ruspante ed essendo in un certo modo testimoni del tempo che è passato e dei gusti, dei cambiamenti delle persone, ci piace che comunque la terra possa offrire anche qualche etichetta o salendo da qua poi arriva in Valtellina, che perciò anche lì ci sono delle buone produzioni. Quindi siamo in provincia di Lecco. Lecco, esatto. Ecco, sono le zone, io prima parlavo col papà e dicevo che insomma dall'altra parte c'è, non so, di qua c'è Berlusca e di là c'è Bossi, insomma, ecco, questa è la differenza, il contrasto che Sì. si vede facendo Sono questo entrambi i passaggio. nostri clienti. Ah, Noi diamo a mangiare a quelli di Forse- destra, quelli di sinistra, quelli di ecco, centro. ecco, L'importante è che effettivamente, come dire, la strada più corta è questa per due personaggi no, che Certo, vivono. certo, Io sì, ero poco fa in strada a Pontida e ho visto chiaramente tutto quello che può ricordarci Bossi e qui chiaramente vedo quel invece, no, quel contesto appartato della villa chiaramente del Cavaliere e effettivamente insomma immagino che i vostri clienti arrivino più dal milanese e dalla provincia di Lecco. diciamo Ecco, noi siamo il vantaggio è che siamo inseriti, incastonati in un triangolo che potrebbe essere la provincia di Monza, della Bergamasca, del lago, perciò Lecco e Como, perché prima eravamo sotto la provincia di Como, poi qualche anno fa è nata la provincia di Lecco, però diciamo siamo in questo crocevia
perciò diciamo siamo quasi equidistanti, arrivando sia da Como che da Bergamo, che poi Monza un po' più vicina, e da Milano. E perciò abbiamo diversi clienti che arrivano da tutte queste zone e qualche buon cliente anche dalla Svizzera, da Lugano. Bene, allora Teo Penati, che ha fatto alcune esperienze in giro per il mondo, come tutti i giovani, insomma, eredi, diciamo, di buoni ristoranti, e quindi che ristoranti? Perché lei mi sembra che sia passato addirittura da Waterside Inn a Brain-on-Thames, villaggio Sì, sì. di poche case, ma molti ristoranti con 3 stelle, visto perché ce ne sono almeno 2, poi vicino penso ci sia qualche cos'altro, comunque Esatto. sono i gastropub. Esatto. E lì è stato, diciamo, di scuola francese, non è stato il mio posto per eccellenza, perché come stile di cucina, nel senso che loro hanno questa contaminazione molto francese, visto l'origine della famiglia Roux, che sono i proprietari, e perciò chef di patria francese, insegnato in un contesto di un'Inghilterra classica. Però mi piace perché io cerco di seguire le orme di mio papà, e perciò da chef mi devo trasformare in un ristoratore, e perciò essendo un ristoratore senza sponsor o senza diciamo imprenditori che sostengono i nostri costi, noi cerchiamo di autofinanziarci. Vabbè, questo l'ha capito, quindi ecco, quindi E no, perciò fa piacere, ecco. sì. Mi piaceva molto il Waterside Inn, perché Eh. macinava un sacco di lavoro fatto ad altissimo livello, con materie prime fantastiche, e perciò era un bellissimo esempio di una grande potenza, di un grande 3 stelle. Beh, poi diciamo l'effetto comunque è questo, vabbè, qui non c'è il Tamigi, però No. comunque c'è un giardino, Però c'è ieri un sera contesto. pioveva forte, perciò c'era una specie di Tamigi. Ecco, quindi ecco, bene. Beh, secondo lei, ecco, questa differenza che ci può essere, visto che penso non sia facile trovare un posto dove praticamente 2 ristoranti 3 stelle sono praticamente, non dico di fronte, ma Attaccati. comunque a pochi Sì. metri di distanza, cioè questo contrasto del Fat Duck famosissimo a livello social, Molto e Waterside Inn, che sì, è un grande ristorante ma per i clienti. Allora, io mi ricordo, c'è questo aneddoto che mi ricordo il Fat Duck come un ristorantino, era ai suoi arbori, e si mangiava bene, i prezzi erano ragionevoli, e perciò a volte con i ragazzi dello staff, la brigata del Waterside Inn, ci fermavamo a mangiare al Fat Duck. E è stato carino, perché poi dopo abbiamo vissuto quello che ancora Quando aveva 1, 2, poi 3 stelle. No, cioè, quindi è stato- non era ancora, diciamo, ecco. era agli inizi, era agli arbori. Magari c'era anche Aston Blumenthal che cucinava. Sì, Può essere. Sì, era diventato, si sentiva parlare di lui, Sì. perché si stava Certo. facendo molto spazio, però sono due, convivono perfettamente in un paese piccolo come lo è Viganò, per il fatto che hanno 2 bacini di clientela completamente differenti. E, mi è piaciuto. Poi oltre a Waterside Inn c'è stata un'altra per me importante, grazie a un amico che lavorava con me a Waterside Inn, e che mi ha introdotto da Marco Pierwhite all'Ock Room di Londra, in centro, vicino alla zona Piccadilly. Damiano Nigro, che è uno chef anche lui, che adesso lavora in Piemonte, che lavorava con me, e siamo cresciuti professionalmente insieme. Lui era qualche anno più avanti di me come preparazione professionale, e da Waterside Inn si spostò da Marco Pierwhite, e io poi qualche mese dopo mi spostai anch'io, grazie a lui, da Marco Pierwhite, e anche lì diciamo che avevamo abbandonato un po' la cucina classica, eravamo diventati un po' più nella cucina moderna, con contaminazioni italiane e francesi, perché le Anche perché Marco Pierwhite ha questo nome che effettivamente ricorda un po' tutte e tre. la madre, se non ricordo male, la madre è italiana, il padre inglese. Ah, ecco, il Marco è italiano, il Pierre è francese, Sì. e White è chiaramente... Sì, perciò c'era nella sua famiglia, c'erano qualche contaminazione anche lì, divisione. E lì è stato molto bello, perché è sempre un 3 stelle Michelin, sempre difficile. Quindi lei sta parlando del periodo presso il Mandarin.
il lock room, insomma, comunque del Lock room periodo. era dentro, non al Mandarin, era dentro alle Meridienne. Al Meridienne. Alle Meridienne. Ecco, sbagliato M. Alle Meridienne, e Ah, perciò ecco, sì. quella in quel sala periodo. Sì. è bellissima, penso la sala più bella insomma, della storia, della storia dei ristoranti, di quello che era chiaramente una volta lo standard. Ecco. Certo. Bene, bene, quindi poi lei ha portato tutto a casa qui a Viganò, quindi Poi, ha fatto varie esperienze. Allora, varie esperienze sia da un punto di vista di capacità di esprimere una qualità con dei buoni numeri. Perciò io ho un locale grande insieme alla mia famiglia, insieme ai miei collaboratori, in cui abbiamo tanto spazio, tantissimo spazio, e perciò i nostri ragionamenti devono essere sempre votati per avere comunque tanti clienti e non siamo il ristorante da 20-30 coperti, e perciò tutti i nostri ragionamenti sia nei piatti che facciamo, nel tipo di servizio, negli eventi che organizziamo, sono sempre votati a numeri, perché la logica dei numeri, perché abbiamo tanto spazio, dobbiamo riempire, e perciò tanto spazio, più spazio hai più ti costa, più costo hai più dipendenti hai, e perciò più Certo, fatturato quindi lei è devi riuscito muovere. a creare una cucina stellata che mantiene una stella tranquillamente, Sì. nonostante il locale, uno potrebbe dire, è datato, in realtà non lo è, c'è solo l'età, effettivamente C'è l'età, non, sì, non poi, facile, non vuoi facile dire, da fare. il caseggiato è stato costruito da mio nonno intorno agli anni del 1960, perciò comunque è un caseggiato che ha sempre bisogno di continue manutenzioni, ma qualche anno fa c'era più la logica per gli altri che un ristorante con le stelle dovesse essere a tutti i costi un ristorante piccolo, di pochi coperti. E sta anche in proporzione allo staff che poi tu hai, perché c'erano colleghi che facevano 30 coperti con lo chef e 2 o 3 persone in cucina, e facevano 20-30 coperti perché Sì. magari il ristorante era all'interno di una casa, perciò non aveva molto spazio, quando noi magari mi ricordo che facevamo gli 80-100 coperti ma avevamo 14-15 persone in cucina. Ecco, l'importante è C'era garantire chiaramente una media, Una come qualità. mi sembra a Chicago ci sia il ristorante, mi sembra Linea che ha 300 coperti, Sì, 100 sì. sommelier, ecco, quindi è chiaro che devi garantire il servizio del piccolo locale, Certo. della Stube. Sì, No? sì, sì. Bene, bene, quindi ecco, fra i piatti che vengono serviti abbiamo quindi un menù intanto che attira molti clienti anche a pranzo, Sì. quindi siete aperti pranzo e cena e le vostre formule funzionano. Sì, esatto. Ecco, quindi sono chiaramente formule rapide, perché chiaramente il pranzo chiaramente è veloce. Ecco, Sì, quindi- si rivolge a quel tessuto imprenditoriale che se esci dall'ufficio e vuoi fare un pranzo di lavoro veloce, leggero, che ti possa ristorare, nutrire e non ti appesantisca per la ripartenza pomeridiana, c'è, oppure altre aziende, altri clienti che portano la moglie piuttosto che ospiti importanti per concludere un affare, e allora si è sempre usato il ristorante come spazio per ospitare e arrivare alla conclusione del contratto. A volte magari vedi proprio che devono proseguire nei lavori, nelle trattative al pomeriggio, allora sono un po' più rapide, a volte vedi che si rimangono rilassati al tavolo e stappano qualche buona bottiglia per, diciamo, siglare gli ultimi Certo, dettagli. certo, quindi c'è la formula, ma c'è anche il menù, quindi per Certo. dire si può fare un'esperienza La gastronomica scelta è magari ampia. come al Water Side-In più a pranzo piuttosto che la sera, però diciamo il grosso del lavoro immagino sia come dire cucina sofisticata la sera e cucina rapida a pranzo, ecco diciamo Ma poi il sofisticato è una parola che può racchiudere tante cose, perché tante volte sofisticato vuol dire che il cuoco ha manipolato, lavorato l'ingrediente e l'ha reso irriconoscibile dall'aspetto, ma magari molto riconoscibile dal gusto. Non so, quello che è il pomodoro che è rosso e rotondo, io magari l'ho fatto diventare piatto e trasparente. Allora ho sofisticato quello che è pomodoro, poi me lo ritrovo come gusto. Diciamo che può essere magari dalla complicazione del piatto, anche dal valore della materia prima che uso. A mezzogiorno usi magari materie prime semplici, materie prime fresche disponibili sul mercato a mezzogiorno,
perché devi fare come i piatti che hai assaggiato oggi, e invece la sera magari puoi utilizzare delle materie prime c'è stata una ricerca, degli accostamenti di un livello superiore, allora vuol dire che hai più tempo da dedicare al gustarti il piatto. Noi poi siamo inseriti in questo territorio da Brianza, perciò siccome tutto è iniziato nel 1940 con mio nonno, per noi il legame col territorio è fortissimo e perciò vedo la nostra azienda come una pianta, e perciò le radici che ha messo mio nonno, che ha fatto crescere mio papà, che adesso io ho il compito di continuare a sviluppare, affondano nel territorio. Perciò in una stagione che non è questa estiva, dove le temperature sono diverse, ma partendo dal settembre, dalla fine dell'estate, riprenderò a fare, non so, la doppietta milanese, che è il risotto giallo allo zafferano con l'osso buco. Poi è come la finanziera in Piemonte, insomma, certo, ecco, diciamo, ecco, quindi perciò anche sono se quelle siamo cose che un ristorante stellato, ci piace fare dei piatti della nostra tradizione, della nostra origine. Io lo chiamo cibo della memoria, perché quando lo mangi o quando lo cucini hai un legame con le tue memorie, e perciò mi piace tantissimo, perché tutte le volte che cuciniamo quei piatti ricordiamo i miei cari, i miei familiari che li cucinavano, mio nonno e mia nonna, e mi piace anche che le nuove generazioni, i figli dei miei clienti, imparino ad apprezzare anche piatti semplici ma gustosi come una volta. L'altro giorno c'era un cliente che arrivava dall'estero, originario italiano, però nato sempre fuori dall'Italia, e però ha, diciamo, sempre mantenuto vivo questo mito della cucina, della casa, che noi come amuse-bouche, come stuzzichino, come entrée, abbiamo fatto una piccola insalata di gallina fredda con la sua gelatina, e lui è diventato matto, perché lui se lo ricordava che i suoi zii da piccoli, i suoi zii vivevano... l'effetto Ratatouille che abbiamo visto nel cartone animato della Ratatouille, sì, che il critico gastronomico aveva mangiato, certo, chiaramente come tutti, no? da bambino, il piatto della mamma. Certo, bravissimo. Quindi diciamo che il concetto è un po' questo della cucina, e quindi non c'è futuro senza passato, ecco, detto sinceramente. Effettivamente vi devo fare i complimenti, bene, per mantenere appunto questo locale. E quindi il vostro lavoro si limita chiaramente qui al ristorante? Avete qualche attività di catering? Avete qualche cos'altro? No, non si è mai limitata semplicemente al ristorante, perché è nata tantissimi anni fa con mia mamma l'esigenza di andare a cucinare i nostri piatti anche nelle case dei clienti. Perciò adesso, come sviluppo della società, io con mio papà seguiamo la parte del ristorante, mentre mia mamma e mia sorella si sono sempre occupate della parte esterna, perciò catering, scuola di cucina, tutto quello che è, diciamo, l'esterno, come il take away, il delivery. In più noi abbiamo sempre lavorato come aiutare aziende a sviluppare prodotti, oppure anche a fare consulenze per altri ristoratori o altri alberghi. Naturalmente il cuoco italiano è molto apprezzato nell'ultimo decennio dallo straniero, e perciò abbiamo viaggiato molto un po' nel continente asiatici, soprattutto per fare dei menù, fare delle proposte, aiutare a sviluppare determinati menù e ricette. E adesso dal 7 di settembre abbiamo una novità importante per noi, che per la prima volta dalla nostra storia apriremo un Pierino Penati fuori dalle mura di Viganò e fuori dai confini italiani, e perciò il 7 settembre di quest'anno 2017... Porta bene, no? Perché quando si va all'estero poi ci sono dei numeri. 7 ad esempio in Oriente so che ha qualche un valore, è un 7-9, è l'8, un 7-9 comunque, che il 9 poi porta bene. E perciò apriamo a Città del Capo in Sudafrica. Beh, allora penso non ci siano problemi. Un Pierino Penati Cape Town, perciò con un po', diciamo, i nostri menù, con le caratteristiche, anche se il ristorante sarà in centro città, perciò non sarà in campagna come questo. Sì. E sotto gestiremo anche un cocktail bar con cucina un po' più fusion, perciò un po' più giovanile, un po' più divertente. Ecco, magari là ci si può sbizzarrire, sì, anche perché là comunque non obbligatoriamente, come dire, ci sono
quelli del posto che si ricordano. Certo, e infatti noi il primo risotto che faremo sarà un risotto giallo allo milanese con lo zafferano, e perciò ci stiamo portando là tutti i nostri ingredienti per poterlo fare, e vogliamo cominciare a raccontare una storia, perché loro non la conoscono la nostra storia e noi dobbiamo raccontargliela, e perciò portiamo i nostri piatti, porterò la cotoletta fra l'altro, porterò il risotto giallo, e sono piatti semplici ma mi permettono di è come iniziare una fiaba con c'era una volta. Quei piatti si chiamano c'era una volta Beh, ma e come mai questa cosa perché proprio lì? la strategia adora il vuoto, e perciò abbiamo conosciuto persone in gamba che operano su Cape Town, fanno parte del mondo del food, avevano bisogno di una mano, avevano delle opportunità, ci siamo trovati prima come fra uomini, fra persone, e poi fra imprenditori, e abbiamo capito che potevamo l'un l'altro darci una mano a gestire questa cosa, e perciò abbiamo lavorato negli ultimi mesi per mettere a punto questo progetto. Perciò il progetto per noi è molto bello, molto ambizioso, stiamo già preparando tutta la brigata e lo staff che andrà a Cape Town. Da Cape Town abbiamo ricevuto dei collaboratori in maniera che poi lavoreranno là, perciò li abbiamo formati, e settimana prossima saremo là per vedere un po' l'avanzamento dei lavori, e poi i primi di 6-7 settembre apriamo. Bene, questa insomma, è una novità che sinceramente non mi aspettavo, diciamo, mi ha proprio spiazzato, e comunque sappiamo che comunque il Sudafrica, a differenza dell'Africa, è comunque un epicentro culinario, alberghi della Relais Chateau, adesso non ci sono le stelle Michelin perché non c'è la guida Michelin, ecco, però comunque è è un paese molto inglese, immagino, insomma, ecco, Sì, quindi, molto nord europeo. quindi, Molto nord europeo. quindi Gli piace mangiare bene, e perciò è più facile, perché comunque devi seguire un po' il gusto delle persone nord europee. Il momento, l'epoca è quella giusta, perché 20 anni fa avrebbero desiderato più un cuoco francese, adesso invece cercano molti cuochi italiani. Non ci sono le stelle Michelin, questo è un perché l'abbiamo fatto là, perciò noi non cercavamo un posto affollato. Noi siamo abituati a vivere i nostri pensieri. è un posto un po' così anche là. Sì, però diciamo non così. Abbiamo un posto molto urbano, ma l'obiettivo sarebbe poi aprire un secondo nella parte di campagna della produzione, nella parte delle winery di Stellenbosch, dove producono vini eccezionali, che ricorda un po' la zona collinare brianzola, anche se con flora e fauna molto diversa. E perciò per ora apriremo in centro città, non ci sono le stelle Michelin, perciò questo è un perché noi siamo abituati a stare tranquilli, a ragionare con il nostro ritmo. Non mi piacciono i posti troppo affollati, perché mi piace anche che delle strategie siano diverse. Se dovessi aprire a Milano diventerei matto. Non mi piacciono i posti troppo affollati come Dubai. Mi piace permettermi e permettere ai miei ragazzi di anche imparare sbagliando. Bene, no, sono d'accordo, effettivamente c'è un po' questo problema nelle grandi città dei chef italiani, ma anche stranieri, che vanno appunto con i loro outlet, e quindi chiaramente eravamo con l'Evier che ha aperto a Hong Kong, e però come dire, siamo proprio nella zona della borsa, insomma, dove c'è grande traffico, mentre invece qua è, come dire, un po' più... Perché quando apri in quei posti difficilmente riesci a instaurare un rapporto amichevole, di creare Certo. un'amicizia professionale che ti aiuti a crescere insieme, ma indipendentemente dalle tue intenzioni si entra sempre un po' in troppa competizione, troppo agonismo, troppa cattiveria. E mi piace avere un po' di sale sulla coda, è bello darsi da fare, cercare sempre di migliorarsi sempre sotto ogni punto di vista, ma non mi piace quando si creano delle antipatie perché sei concorrente, allora quel cliente è venuto a mangiare da te, doveva venire a mangiare da me. No, io preferisco lasciare agli altri
queste cose. E qui chiudiamo, visto che poi il nome di Pierino Penati verrà associato a Cape Town e Viganò, Certo. ecco, i due, e vi auguro di fare quello che ha già fatto Enrica Rocker, Ah, sì. ecco, celebre chef là a Cape Town, che però è italiana, Sì, con sì. ristoranti anche a Londra, scuole di cucina. Bene, ciao.